del Cammello in diretta da Favignana, stiamo parlando oggi della Svizzera e abbiamo il piacere di avere con noi Pippo Rallo, che è un cantante nato proprio in terra di Sicilia, perché è nato a Marsala, ma che per tanti anni ha vissuto in Svizzera, a Basilea. A Basilea. In che anni? Dal 63 al 93. Quindi 30 anni 30 praticamente. anni. Ovviamente non soltanto in Svizzera, perché mi spostavo con l'orchestra, quindi battevo la Germania, l'Olanda, dopo essere tornato dalla Norvegia e dalle navi crociere, perché io sono partito da Favignana nel 51, mi sono fermato a Taormina, dove ho lavorato in un night. Sì. Da un night un contratto mi ha portato ad Oslo, da Oslo una società di navigazione mi ha ingaggiato per farmi fare delle tournée. Sono stato 4 anni su una Oslo Fjordi, una società norvegese. Erano anni difficili poi quelli, diciamo, per un italiano del sud che si spostava. Esatto, in difatti Svizzera. io ho dovuto firmare dei contratti di dover cantare soltanto in italiano, napoletano e basta. E basta. Perché Perché poi la lingua ufficiale, almeno esatto, per chi... Esatto, perché io davo, non so, la caratteristica della mia terra più che altro. Certo. Il siciliano ovviamente andava incluso, perché io venivo da una casa discografica della Cetra. Sì? E questo che sto ascoltando è il primo brano che io ho inciso nel 55. Sì. Ho inciso per 5 anni con la Cetra. Dicevo prima che era difficile comunque per un italiano e come lei Potersi inserire nel mondo anche Esatto. discografico all'estero. Esatto. Ma gli Adesso- svizzeri come sono? Noi abbiamo cercato un po' di rompere i luoghi comuni, no? Quello che voi avete detto, già avete detto tutto della Svizzera. Io vi posso soltanto dire, per quello che concerne me, venendo dall'Italia, dalla Sicilia in quei periodi, Sì. e ho trovato una pulizia immensa, un ordine, una puntualità, Sì. quello che mancava ovviamente a quei tempi. Ora ci stiamo un po' addentrando Adattando anche noi. Stiamo diventando un po' più europei, diciamo Un po' più così. europei, esatto. Pippo, una domanda. Invece nel ritorno in Sicilia, Del ritorno in Sicilia per me è stato come riimmigrare nuovamente. e quindi con le difficoltà Con le questa volta? difficoltà che ho trovato, perché non è che ho trovato una Sicilia evoluta, eccetera, eccetera. Ancora, come si suol dire, andare in un posto per sbrigare una faccenda o in un comune, agli uffici postali, alle banche, è un caos. Mi trovo un po' in difficoltà, e gradatamente sto cercando, perché siciliano sogno, perciò mi devo adattare ovviamente, Certo. è la mia terra e mi trovo bene. Vogliamo dire una cosa, poi Pippo Rallo ha un sito internet che è in costruzione, dove mi sono informato, ho avuto notizie certe, presto sarà possibile ascoltare proprio le canzoni pubblicate allora per la Cetra, ma in un'edizione diciamo più Sì. aggiornata, ripulita. In sottofondo abbiamo anche la sua voce che sentiamo e che è molto emozionante, perché poi ci riporta indietro nel tempo a vecchie musiche. Avevo appena 22 anni la prima volta che ho inciso questo brano. Sì. E Voi dormite ancora, che poi è un classico della canzone siciliana. E posso dirle di più, che questo brano è stato inciso per la prima volta da me. Sì. E accompagnato al pianoforte del compositore, che non è altro che il maestro Calì, nonno di un grande giornalista, Puccio Corona. Il noto che è Il siciliano, noto ovviamente. che anche è lui. di Catania. Esatto, lo salutiamo se ci sta ascoltando. Ecco. Pippo, grazie di essere stato con noi. Io ringrazio voi, che mi avete veramente fatto un piacere immenso. No, ma il piacere è stato nostro conoscerla e passare un pomeriggio qui su questa bella terrazza di Favignana. Grazie ancora di cuore.